Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares. Avete già visto le tematiche che stiamo trattando in questa parte, nella seconda parte di Primus Inter Pares. Appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come dico subito, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avete già il titolo, gli eventi della provincia di Padova e mancavi tu Giacomo, mi ricordo, perché c'è il Presidente Bui che voleva intervenire, noi non lo facciamo intervenire subito, facciamo il giro orario come dovrebbe essere. E voi dove trovate appunto nel mondo della cultura purtroppo il finanziamento pubblico è ancora prevalente. Noi abbiamo un grande partner che è l'amministrazione di Pieve di Sacco, che ha creduto da 7 anni in questo festival, poi appunto Rete Eventi, alcuni partner privati come Avis Piovese che è sponsor della manifestazione. E poi durante l'anno per la vita associativa anche noi, come tutte le altre associazioni, partecipiamo a bandi, facciamo proposte mirate. Credo che io ormai una decina d'anni che mi occupo di queste attività, di festival e così, oggi sia sempre più importante arrivare con un progetto completo agli amministratori, cioè andare a proporre non lo spettacolo teatrale o l'eventino, ma un progetto che comprenda anche non soltanto l'evento in sé, ma la comunicazione, ma un valore aggiunto da dare al territorio. Ecco, questo secondo me è quello che mi sento anche di consigliare, perché in questo modo... E questo vi permette di vivere, di fare iniziative, di continuare a fare questo? Sì, naturalmente la finestra è sempre limitata, nel senso che ogni anno poi si riparte. Noi ad esempio quest'anno abbiamo vinto un importante bando regionale legato alla formazione che ci ha permesso di fare un sacco di attività in un anno difficile come l'ultimo, perché per chi fa attività con le persone è stato un anno complicato. Il problema è che è difficile programmare, questo sì, nel senso che per le associazioni come Sugar Pulp e come tante altre associazioni... Cioè, scusami Giacomo, se la regione o la provincia non ha quell'anno i contributi per poter organizzare questi eventi, cosa fate? Noi non riusciamo in questo momento, ad esempio Croniche, senza l'apporto fondamentale del Comune di Pieve di Sacco e degli altri partner, quindi la provincia e Avis, in questo momento resterebbe in sospeso, perché il privato ancora fatica a capire questo tipo di eventi, sicuramente in parte anche per colpa nostra che non riusciamo a spiegarlo. Io non sono di quelli che si piangono addosso, è sempre colpa degli altri. Però la provincia in questo frangente quest'anno certo, l'ha anche pubblicizzata tramite queste trasmissioni, certo, tramite la Elena e l'assistente. Ma momenti come questo sono importanti, quindi... ed è importante anche la storicità, far vedere che tu hai 7 edizioni di vita, che il teatro è sempre pieno, che la gente capisce, che ad esempio anni fa è venuto Paolo Mieli e Paolo Mieli fece una sviolinata positiva alla città, al luogo, al festival, si trovò bene, ne parlò, così con gli altri ospiti, spesso anche inglesi, che invitiamo. E questo fa capire anche poi alla cittadinanza il ritorno in termini di visibilità anche turistica di un luogo, di conoscenza, di prestigio. Quindi è un lavoro che va costruito. Però secondo me è fondamentale avere un progetto, una progettualità, non puoi andare a vendere una cosa, devi proporre a un'amministrazione o a un soggetto privato un progetto da sviluppare in 1, 2, 3 anni. Certo. Fabio Bui, prima della pubblicità lei stava intervenendo, non ricordo cosa stava dicendo, se me lo ricorda lei così... No, guardi, fino a qualche tempo fa le associazioni prendevano più soldi dagli enti pubblici. Gli enti pubblici hanno decurtato i soldi alla cultura, purtroppo. Il vero problema oggi, che poi è diventato risorsa, è che oggi non si finanzia più l'operazione, il singolo spettacolo, ma si finanzia il progetto. Ed è questo che è il progetto che dà qualità, che dà relazione, ed è su questo che dopo le associazioni si finanziano. Enti pubblici, manca un altro aspetto, l'ha accennato prima. Diciamo, potrebbe essere che la Regione mette a disposizione dei soldi, semplifico il concetto, e la provincia e il Comune fa anche da garante di questi soldi. Certamente fa garante della bontà del progetto di rete. Manca un aspetto su questo, su cui dobbiamo lavorare tutti assieme. Deve investire anche il privato. In cultura deve investire anche il privato.
sapendo anche che ci sono poi delle agevolazioni per chi... È un po' dura, non è dura, perché questi Guardi, sono progetti di qualità, non è solo qualità quando viene a cantare o viene il grande cantante o viene qua il grande attore al Teatro Verdi. Qui ci sono fior di artisti che non avranno magari mai una comparsata in TV, ma sono di artisti di autentica qualità. Ecco, nel ragionamento che lei ha fatto dei privati, che io tra l'altro condivido in pieno, e ne abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni, io faccio il paragone con lo sport. In una città dove l'imprenditore guadagna soldi in quella città, deve ovviamente, ed è un obbligo morale, di investire nello sport e nella cultura. Ma non lo fanno in molti, Presidente, dovrebbero farlo per un fatto morale. Non lo fanno in molti. Però è fatica a spiegare a certe aziende di investire per quanto riguarda forse lo sport, come diceva lei, a livelli alti, però nella cultura dove davvero fa crescere tutta una popolazione, investire del denaro che guadagna in quella città per merito di quelle persone. È difficile, a me piacerebbe molto che molti imprenditori... cultura, come la fanno loro, come tantissime altre realtà culturali, fa formazione, la formazione si costruisce persona e costruendo persona assieme alla formazione si fa anche economia. C'è tutto un aspetto di rete, io mi auguro che lei riesca... cultura rigenerativa. Io mi auguro che lei riesca a convincere gli imprenditori. Posso intervenire? Scusa, potete Giorgio, intervenire tutti su questa tematica. Perché magari è una cosa che condividono anche le altre persone qui in sala. Secondo me cultura e investimento del privato vuol dire anche che noi persone, quando andiamo a vedere il teatro di Fantaghirò o Croniche, siamo disposti a pagare un biglietto di 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, perché oggi c'è il vizio diffuso per cui se una cosa è culturale deve essere gratis, no? La deve pagare sempre il sindaco, l'assessore, eccetera. E noi lo vediamo, quando si fanno gli eventi, appena metti una soglia di 3 euro, 5 euro, passi da 200 persone che vengono gratis alla metà. Cioè non c'è neanche a volte la consapevolezza del privato come spettatore che magari è disposto a pagare cifre più alte per altro, e questa è una colpa nostra, è che non creiamo valore sul nostro bisognerebbe prodotto. Cambiare la cultura, sai, un po' la cultura generica in generale, insomma, perché non è facile, non è facile. Faccio un esempio, ci sono molti artisti di strada che hanno delle qualità incredibili e che si mettono lì e ricevono offerte libere e gratuite dalla gente che passa e prendono anche molti soldi, quelli bravi, certo. Te lo posso garantire perché ne abbiamo intervistato, ne abbiamo visto, quindi è ovvio che la mentalità invece di dire paga il biglietto, ti impone di pagare il biglietto, faccio un gioco un po' esagerato del vaccino, diventa un problema grosso. No, ma siamo arrivati al punto che se un evento culturale non gli dai da mangiare e da bere, la gente non viene. No, adesso esagero, sì, però... sì, siamo d'accordo, però diventa molto complicato anche perché ce ne sono molte via discorrendo. Senta Fiorio, com'è nata la passione per fare questo lavoro? Le passioni sono sempre antiche e a mio avviso nascono da dei modelli. E che modello ha avuto lei? I miei nonni avevano una compagnia di teatro amatoriale e da loro ho preso... A Predazzo? Sì, e da loro ho preso questo gusto. Ed è stata questo gusto che lei ha preso tanti anni fa, le ha dato grandi soddisfazioni oppure qualche rimpianto ce l'ha? Ma che rimpianto vuole che abbia se sono qui? No, rimpianto nel dire che poteva avere un successo più importante a livello... Allora, lei sta toccando non so, un adesso non conosco bene la sua idea, però ho capito cosa voglio dire. Ho capito perfettamente il senso della sua domanda, certo. Io ho lavorato anche come attrice in Francia, ho avuto un contratto anche molto grosso a Strasburgo su produzioni... quindi lei è stata... anche su produzioni serie. È stata gratificata allora lei in questo senso? Sì, però mi sono anche resa conto che se tu lavori come attrice, lavori quando ti chiamano, lavori a contratto se per quello spettacolo il tuo corpo, la tua voce, la tua energia funzionano bene. È anche una bellissima dimensione. Io lì mi sono imparata tutto un testo di Goldoni che non erano proprio 4H in francese, per dire, studiando una lingua che non conoscevo. Poi però mi sono detta, sei sempre alle dipendenze di qualcuno.
E quindi ho preferito ritornare qui con la mia compagnia e lavorare in maniera un pochino più artigianale, ma un pochino più imprenditoriale, un pochino anche più libera, dove il lavoro te lo costruisci con le tue mani, perché altrimenti in questo periodo, per esempio, di chiusura con il Covid, noi abbiamo cominciato a riciclarci in forma video. Non perfettissima, come avrebbe testimoniato il video di poc'anzi, però insomma incominci a camminare con le tue gambe, mano a mano incominci anche a capire dove puoi migliorare. Noi non ci siamo, anche durante il Covid, fermati mai. Non ci siamo fermati mai, abbiamo inventato modi per tenere agganciato il nostro pubblico, perché per ritornare al discorso anche che faceva Brunoro prima, è anche importantissimo creare costanza nelle proposte, perché così crei il pubblico affezionato, che è il pubblico anche disposto a venirti incontro con dei sostegni economici. Quindi Fiorio, e lei è rimasta soddisfatta dall'inizio delle sue attività ad oggi, ha avuto tutto, è stata contenta? Perché la domanda iniziale era quella, non sapendo ovviamente tutto il suo passaggio, le faccio i complimenti adesso che me l'ha raccontato. Lei è stata contenta, voleva ottenere di più, o quello che ha avuto è soddisfacente per quanto riguarda le sue esigenze? Allora qui la risposta si fa pure complessa, mio caro. Me la faccia breve, televisiva. Dal punto di vista della soddisfazione senz'altro, ma siccome lei pigiava molto il tasto economico dal punto di vista della redditività, non è che possa mettermi una quindi corona facendo di bilancio, se dovesse darci un voto, ecco. Se dovesse darci un voto... Ma insomma questo qui è un po' fare a soldoni. Allora diciamo un voto, mettiamo pure 10 come gratificazione, però dal punto di vista economico, come diceva Brunoro prima e come sicuramente pensa Sara pure, cioè anno per anno dici speriamo, io speriamo che me la cavi, capito? E ecco. Quindi se l'è cavata... E quindi voglio dire che dal punto di vista economico il voto lo devono dare gli altri, non noi. Fiorio, ma perché mi guarda con quell'occhio cattivo? No, mi guarda con quell'occhio cattivo perché proprio lei, di insomma, grinta, voglio proprio dire, di quelli... sì, la grinta è nella piaga. Mamma mia, che qui, insomma, voglio dire, il voto viviamo abbinato giorno per giorno. Bene, Fiorio, mi ascolti, lei ha fatto una grande carriera, non è stata soddisfacente sotto un aspetto economico, 10 sotto un profilo di lavoro, sotto un profilo economico 4? Ah signore, e insiste, e insiste. Ci sono stati tempi di vacche grasse, tempi di vacche magre. Lei mi sta facendo come siamo nei tempi delle vacche magre, non andiamo sott'acqua, per favore. No, le spiego, mi sta ragionando come i politici che non si esprimono, non si sbilanciano mai. Ma siamo... Sono questioni delicate. Va bene, stiamo scherzando anche ovviamente. Anche questo fa invece Sara, lei, come è iniziato questa sua attività? Io ho sempre avuto una grande passione per il teatro fin dalle superiori, ma ero convinta che per lottare per i diritti umani e per chi magari non poteva permettersi un'assistenza legale di qualità, il percorso più intelligente fosse quello di fare l'avvocato. Quindi io sono laureata in giurisprudenza, per dire. Mi sono poi resa conto... Allora poteva difendermi in questo frangente, no? No, perché io sto dalla parte di Serena. Non ha messo nemmeno una parola a mio favore, ma perché è rimasta zitta. La questione è spinosa, perché perché poi le scelte di fare invece un percorso artistico, creativo e magari di affrontare quegli stessi temi che potrebbero essere affrontati anche attraverso la fama del palcoscenico o facendo un lavoro legale. Quindi lei, essendo laureata in giurisprudenza, arriva per un'esigenza anche di non aver lavorato, o proprio è stata una passione? No, arrivo per la necessità di stare bene, io di lavorare prima di tutto sul mio benessere personale e quindi su qualcosa che mi facesse stare bene, e anche sul rendermi conto che probabilmente l'assistenza legale è una parte importante, ma costruire tutto quello che c'è attorno prima di arrivare ad avere un problema legale, e quindi fare formazione, educazione, accompagnare la crescita. È rimasta soddisfatta? Assolutamente, e anch'io sposo il fatto che economie non le chiedo a lei del scarse, voto, perché se no viene fuori una baradaglia. Economie scarse. Non le chiedo perché poi la Fiorio si arrabbia anche lei, quindi non vi chiedo più no, però il fatto economico. Soddisfazione umana e di senso di quello che si fa altissima, nel senso che anch'io ho fatto un po' di carriera teatrale in Inghilterra, nel mio caso, perché evidentemente all'estero siamo più apprezzati, e dopodiché però anch'io ho deciso di tornare a casa, un po' perché le mie radici sono qui e quindi è qui dove voglio lasciare un segno che abbia un significato. Di Padova. E anche perché mi sembra che qui ci sia da lavorare molto sul lato umano, quindi che ci sia proprio bisogno di quello che noi facciamo, a prescindere dal fatto che siamo famosi o meno, con le persone ogni giorno.
per cui è una questione di valore non economico, diciamo d'altro genere. Giacomo invece, quando nasce la passione, io ti conosco che poi tu avevi i primi audiolibri, insomma io ti ricordo da tempi non sospetti, per quello abbiamo un rapporto conoscitivo molto profondo, e quindi poi come nasce questa storia? Guarda, sono sempre in difficoltà quando mi chiedono che lavoro fai. Mia mamma va in crisi perché alle amiche ancora non sa. No, chiesto come è nato, Sì, sì, ma adesso ti rispondo. No, perché se no chiamo l'avvocato, stavolta lo chiamo io, no? No, nasce tutto quando sono tornato a Padova dopo la mia esperienza decennale a Milano nel mondo della comunicazione. Ho ripreso i contatti con amici che avevo frequentato durante l'università e è nata Sugar Pulp come associazione, è nato il primo festival che quest'anno abbiamo fatto, tra l'altro proprio il decennale della prima SugarCon, la Sugar Pulp Convention, e ho trasformato quella che è sempre stata una grande passione per libri, fumetti, cinema, teatro e espressione artistica in una parte importante del mio lavoro, oltre all'editoria, oltre alla comunicazione. Il movimento è cresciuto, siamo arrivati a gestire 3 festival, appunto SugarCon, 800 Padova Festival e Croniche. Abbiamo un po' di progetti per l'anno prossimo, speriamo che siano tutti positivi, e si continua a stare tra l'online e il reale, nel senso che la cosa bella secondo me di questa attività è proprio di creare quello che si diceva prima, una community, come va di moda oggi dire, quindi una comunità di persone, di appassionati che condividono storie, emozioni. Questo è un po' il succo del discorso. Mi rispondi in tempi telegrafici, va bene. Sei stato soddisfatto di tutto quello che hai fatto? Assolutamente sì, assolutamente. Quindi non hai nessun rimpianto? No, nessuno. Sei stato bene? Te la faccio a te, perché chi sta meglio di me? Economicamente a posto anche. Ma sì, ho sposato una donna ricca, quindi. Vedi, è già un vantaggio, stiamo anche scherzando un po'. Il 7,30 non lo chiedi, il 7,30? No, non glielo chiedo perché si arrabbia, la Fiorio c'ha l'occhio mica di quelli che ti guardano, sai, ho sempre poi il terrore. Però mi sembra che siano delle belle persone, Presidente, vuole dire di tutto. Belle, brave. Belle e brave, ovviamente. Che hanno dato veramente lustro a questa rassegna culturale di quest'estate padovana, e su questo dobbiamo continuare con gli artisti, e gli artisti, lo ripeto ancora una volta, sono gli artisti che sanno interpretare il territorio, che sanno presentare il territorio, che sanno formare altre persone a vivere il presente e comprendere e leggere la realtà. E questa è Rete Eventi. Certo. Siamo in conclusione, mi è arrivato, Fiorio, la scritta chiudere, però io prima di chiudere devo fare l'ultima domanda a tutti voi. E da grandi cosa farete? Il 30 novembre termina Rete Eventi, da grandi poi cosa farete? Allora, intendo dire progetti, ovviamente. No. Da grande lavoro sempre di più sulla parola e la narrazione. Ritorno alla dimensione un po' da cui sono partita, perché oltre mia nonna, oltre per la compagnia, seguiva i filò, la narrazione nelle stalle, eccetera. Quindi mi piace molto, sto riprendendo alcuni dei narratori popolari veneti, Scabbia, Zanzotto ed altri, e mi piace raccontare storie che trovo attorno. Ho appena terminato un interessante, a mio modo di vedere naturalmente, una narrazione su 3 donne nel periodo carrarese. Quindi il futuro è roseo? Il futuro è roseo, il futuro è rosa, il futuro è narrazione femminile. Senta, dopo tutti questi ragionamenti, se mi trovo per strada mi saluta, vero? Senz'altro. Perfetto, anch'io la saluto molto volentieri. Sara, invece il futuro, i progetti? Sì, intanto io ne approfitto per dire che sabato 27 c'è l'ultimo spettacolo della nostra rassegna Mapu on the Road, per cui dove? alle 16 a Villafranca Padovana, nell'auditorium comunale, c'è Capitan Spaccanave Mozzo Smilzo, uno spettacolo gratuito, e per cui invito tutti a partecipare perché è l'ultimo spettacolo della rassegna, quindi valorizziamolo. E al termine della rassegna sostenuta da Rete Eventi noi continueremo a cercare fondi per continuare a fare quello che facciamo, per cui ne approfitto anche per dire che in questo momento abbiamo attiva una campagna online per il sostegno di Mapu 2022, quindi stiamo chiedendo alle persone di contribuire. E dove devono andare per trovare? Allora possono andare nel sito www.mapufestival.com, www.mapufestival.com, che è il sito del festival, dove trovano tutte le informazioni sulla prossima edizione e anche possono scoprire come contribuire. Bastano dai 5 euro in su
per aiutarci a pensare alla prossima edizione. Per cui noi siamo già proiettati verso il futuro, cercando appunto sostegno economico, ma anche nuovi modi creativi per affrontare sia le difficoltà del presente e affrontare il futuro con un sorriso e un po' di entusiasmo. E tu da grande cosa farai? Allora, con Sugar Pulp abbiamo alcune direttrici puntate per l'anno prossimo, una sicuramente resta Cronica, il Festival Romanzo Storico, poi c'è il fumetto che esploreremo in maniera più approfondita e soprattutto continuare questa osmosi tra eventi e online, quindi creare una comunità di appassionati che riesca a dialogare sia sul web ma soprattutto poi nei teatri e nelle piazze. Grazie a Fabio Bui, sempre un piacere averti ospite, grazie a Serena Fiorio, grazie di essere stata con noi, grazie a Sara Cereghin e grazie anche a Giacomo Brunoro. È stata una bella puntata che è molto interessante e molto piacevole, invece vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.